Dopo il TG solitamente è una finestra di informazione che si rivolge ai cittadini in prima persona, coloro i quali sono impegnati a portare avanti le loro aziende in un momento di grandissima difficoltà. Parliamoci chiaro, il nuovo DPCM ha ridotto di molto la loro attività lavorativa. Questo si ripercuote sui fatturati e quindi è difficile andare avanti, è difficile, bisogna stringere i denti, avere le spalle larghe, come suol dirsi, in termini proprio economici per affrontare questa fase. Il governo ha promesso, arriveranno soldi, arriveranno, quando arriveranno non si sa ancora, ma dovrebbero arrivare perché sennò tra un po' sarà il deserto, troveremo dappertutto chiuso, chiuso, chiuso e non è questo lo scenario che noi ci aspettiamo. Noi vorremmo ritornare dopo questa terribile esperienza che stiamo vivendo tutti a sorridere, a tornare ad abbracciarci, passeggiare per le strade delle nostre città, per le piazze, vedere tanti negozi aperti, tanta gente che riprende a vivere con serenità. Questo è l'augurio. Per arrivarci dobbiamo attraversare un lungo calvario. Prima di farvi vedere gli ospiti che abbiamo preparato e che saranno con noi oggi, che ci racconteranno la loro esperienza, voglio farvi ascoltare due testimonianze di due operatori economici che trovano la loro azienda inserita in una zona rossa, quella di Casali del Manco, che coinvolge anche altri comuni della fascia presilana. Siamo nel Cosentino. Sentiamo il primo. Faccio questo appello. Siamo abbandonati a noi stessi. Dopo 14 giorni dall'istituzione della zona rossa brancoliamo nel buio. Nessuna attenzione sanitaria, nessuna indicazione sulla curva dei contagi, nessuno che ci comunichi l'indice di trasmissione né l'indice di gravità. Noi artigiani, insieme a tutte le altre partite IVA soggette a chiusura forzata, stiamo subendo un grande danno economico, un danno che si ripercuote sui nostri figli. Per ciò che mi riguarda non posso andare a lavorare perché non posso lasciare la zona rossa. Nessuno che si preoccupi di ciò e del disagio che ne deriva. Siamo stati lasciati soli. Comune e regione sono latitanti. Siamo letteralmente abbandonati. Le istituzioni sono in grado di dare una risposta? Il sindaco e il presidente facente funzione della regione Calabria possono darci qualche notizia più puntuale? Grazie. Bene, questa era la prima testimonianza, ne abbiamo un'altra attività commerciale. Sentite questa ragazza. Il seguente messaggio vuole essere una richiesta di aiuto per Casali del Manco. I cittadini non hanno nessunissima notizia di quando tutto questo finirà. Zona rossa. Le attività sigillate, chiuse, un clima di incertezze, dubbi, perplessità. Vi prego, a chi di competenza, di darci delle risposte, ma soprattutto di sostenerci in qualche modo. C'è un inizio alla zona rossa, ci deve essere anche una fine e i cittadini hanno necessità di sapere da fonte certe. Queste le due testimonianze. Adesso entriamo un attimo in collegamento con i nostri ospiti. È già arrivato un messaggio sulla nostra piattaforma messaggistica, no? C'è un messaggio che dice: in Germania Angela Merkel ha dato il 75% del fatturato dell'anno scorso ai ristoratori che quest'anno sono rimasti chiusi per il lockdown, perché in Italia non si fa la stessa cosa. Ho visto Giuseppe Giovanni Zampino, grazie per essere con me, è il presidente della Fiavet Calabria. Voi proprio penalizzati al massimo, tutto, non si parte, non si viaggia, non si fa nulla, non si registrano arrivi, non si registrano partenze, quindi chi ha un'agenzia di viaggio in questo momento è davvero... non so se la presenza come testimonianza, perché non credo che ci siano cittadini che si rivolgono a voi magari per programmare un periodo di vacanza in questo momento, e né ospiti che solitamente frequentano la Calabria,
cittadini provenienti dalle altre regioni, dalle altre nazioni, che in questo periodo la Calabria è bellissima, meravigliosa, i colori autunnali sono qualcosa di fantastico, e poi abbiamo ancora un mare meraviglioso, perché è un'estate lunghissima questa che stiamo vivendo. Accanto a Giovanni Zampino dovrebbe essere collegato con noi anche Enzo Caronte, che è un imprenditore, una B&B di Tropea che quest'anno ha vissuto anche una stagione però di turisti, perché i turisti sono arrivati a Tropea. Allora, partiamo subito con Zampino. Come si può immaginare di attraversare questo lungo calvario rimanendo in piedi? Perché di questo si tratta. Innanzitutto buonasera direttore, io mi rifaccio una intervista che avevo fatto con lei il 10 di aprile. Da quella data non è cambiato niente, è rimasto tutto uguale, anzi è peggiorato per noi. E le spiego in che termini. Avevamo prima il 90% di calo di fatturato, adesso attualmente con l'iniziale dell'autunno è andato al 100%, non riusciamo nemmeno a fare biglietteria di treni per spostamenti interregionali. Qui sembra che cioè, l'apocalisse è poco, è qualcosa di veramente eclatante che è accaduto alla nostra categoria, ma io mi riferisco proprio al settore, è il più disastrato attualmente, perché io vedo bene, ho sentito prima che lei ha detto che a Tropea hanno lavorato, sì, hanno lavorato, i ristoratori, i balneari hanno avuto un momento di ripresa dal giugno, luglio, agosto e metà settembre, invece noi siamo totalmente fermi e le spiego, gli aiuti che lei diceva prima che non sono ancora arrivati, una parte aprile su aprile per tutte le attività commerciali, ma gli altri aiuti abbiamo soltanto le famose 600 euro di marzo-aprile e la cassa integrazione per i collaboratori. Cassa integrazione che però arriva al 60%, caro direttore. Lei mi insegna che se io ho un mio collaboratore che con me c'è da 15 anni, non posso permettere, non posso prestare la dignità di questo collaboratore, non reintegrando lo stipendio con la differenza a spese della mia azienda o di chi in questo momento mi ha dato tanti anni di collaborazione nel mio settore, adesso viene, diciamo, abbandonato. Noi come azienda io non lo faccio. Poi, nonostante ciò, sia anche presidente di categoria, non lo fanno nemmeno i miei associati, questa è la differenza. Lei, dunque, abbiamo chiamato in causa Tropea ha lavorato quest'estate, Enzo Carone, avete lavorato quest'estate, insomma, no? Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Abbiamo lavorato, è stata una stagione un po' difficile, non dimentichiamo che stiamo vivendo la terza guerra mondiale. Abbiamo lavorato in periodi diversi, perché mentre gli anni precedenti iniziava la stagione verso inizio aprile, adesso abbiamo iniziato molto tardi. Io posso dire dalla mia struttura, avendo un B&B, che abbiamo iniziato più o meno da metà luglio a lavorare in pieno. Ovviamente i prezzi li abbiamo dovuto un po' abbassare un po' tutti, aumentare i servizi e lavorare in condizioni un po', come dire, un po' a tentativi, perché non sapevamo neanche noi se si lavorava bene, perché eravamo un po' tutti impauriti per questo grave dramma che stiamo vivendo. Comunque posso dire che si è lavorato, ovviamente gli incassi sono dimezzati, ma tutto sommato si è lavorato. Stavate così quest'estate, insomma, ci eravate un po' abituati, no? Dopo quello che è accaduto marzo, aprile, maggio, giugno, insomma, no? Assolutamente sì, ci siamo dovuti un po' adattare e poi il momento più brutto era quando arrivavano le persone, perché nonostante noi abbiamo tutti i misuratori della temperatura, il gel igienizzante, però quando arrivavano le persone dovevamo stare un po' tra virgolette sulla loro fiducia, perché dovevamo andare un po' a tentative con la speranza che non erano positivi. Ringraziando il cielo non ci sono stati contagi a Tropea, accertati. La stagione è passata nel migliore dei modi, però effettivamente, come diceva chi mi ha preceduto, insomma, con molte difficoltà, perché quando noi eravamo abituati ad altri incassi,
e adesso siamo un po' più ristretti. Quanto è il fatturato rispetto agli anni precedenti risicato, no? Rispetto a prima, insomma. Molto, sì, sì. E meno male che comunque ad agosto c'è stato il boom a Tropea. E infatti io e Emanuela, la mia compagna che gestiamo il B&B, notavamo proprio questo, perché meno male ci sono state molte presenze. Ovviamente il turismo da noi è stato un po' diverso, nel senso che quando le persone prenotavano una camera da noi, magari la prenotavano per tempo negli anni precedenti, magari con un mese di anticipo, 20 giorni, adesso no, dall'oggi al domani, quindi capitava il momento in cui che oggi magari c'erano delle partenze e la camera rimaneva vuota, ma di pomeriggio si occupava di nuovo, però ovviamente con il prezzo dimezzato. Gente ce n'è stata, Ma gente ad agosto. negli altri anni, anche in questo periodo, a Tropea c'erano ospiti, c'erano turisti, no? Cioè anche... Guardi, proprio stamattina Facebook mi ricordava una delle colazioni che facevamo proprio l'anno scorso, e ho pubblicato alcune foto e effettivamente c'erano l'anno scorso, poi ho guardato, avevamo su 4 camere 3 piene e quest'anno invece no, mo per esempio il B&B come potete vedere è chiuso da ormai 20 giorni. C'è qualche turista un po' sporadico così, ma niente di che. E assolutamente l'anno scorso abbiamo lavorato molto di più e oggi ad oggi, l'anno scorso come oggi, le ripeto, avevamo 3 camere al completo su 4. Zampino, da quanto è stata l'ultima volta che avete accompagnato una comitiva di turisti in Calabria, che avete, come dire, chiuso un accordo con un tour operator di altre regioni o di altri paesi vicini all'Italia che si sono voluti regalare una vacanza in Calabria? Guardi, noi come Fiabet Calabria siamo un'associazione di categorie e racchiudiamo molti associati e qualcuno di noi fa anche incoming, ma anche molto outgoing. Cosa succede? C'è stato un momento in cui qualcosina hanno fatto come incoming, ma è stato un incoming diciamo nazionale. Per quanto riguarda arrivi da fuori nazione, quest'anno c'è stato un calo totale da questo punto di vista, ma lo si può vedere anche nel registro che la Regione Calabria ha per quanto riguarda gli arrivi e le partenze internazionali. Quindi le dico che secondo me il turismo di estero è mancato totalmente, tant'è che lo può un attimo dimostrare il collega del B&B di Tropea, lo può un attimo testare lui e dire quali sono state le persone, diciamo, da che nazionalità arrivavano gli stranieri, ma sicuramente non ce ne saranno stati. Io da quello che ho appreso tramite alcuni colleghi di Federalberghi con cui ci interfacciamo sempre è che c'è stata una mancanza totale del turismo estero. Ma ho capito, ma tutti questi turisti che sono arrivati in Calabria, allora dove sono arrivati? Perché si parla di una tenuta importante, si dice che la Calabria è stata una delle 3 regioni del paese che è stata, come dire, scelta come meta turistica degli italiani. Da dove sono arrivati tutti quanti? È un turismo tutto interno? È un turismo tutto interno, dalle fonti che abbiamo noi è un turismo tutto interno sicuramente, ma le dico anche perché c'è il discorso dei bonus vacanza. Non teniamo conto di una cosa noi, che il bonus vacanza è stato un flop dal punto di vista nazionale, non è stato utilizzato, cioè ha avuto il 40% di utilizzo sulle somme messe a disposizione e questo è stato veramente una cosa negativa. Lei mi insegna che regalavamo con il bonus vacanza dei pernottamenti ai clienti, questo doveva essere utilizzato al 100%, con l'utilizzo al 40%, lei mi insegna che il turista era proprio svogliato nel fare vacanza, aveva timore, non partiva, ma la stessa cosa parliamo dei bonus regionali anche, i bonus regionali su una dotazione di 14 milioni e mezzo di euro sono stati utilizzati diciamo per 337 mila euro, quindi parliamo di somme ancora disponibili e che eventualmente devono essere messe a disposizione delle aziende che al momento sono in crisi e il settore delle agenzie di viaggio e turismo è in crisi a livello nazionale e anche regionale. Quindi io faccio un appello molto forte e lo faccio affinché le istituzioni regionali che hanno fatto un bando per noi, Viaggio a Calabria, per le agenzie di viaggio e tour operator,
ancora non accreditato, ma lo stiamo attendendo con molta ansia, perché la cosa importante non è solo avere aiuti, è che gli aiuti arrivano nei tempi brevi, altrimenti poi il malato muore, questo è il concetto. Enzo Carone, il bonus vacanze è stato utilizzato presso la sua struttura, sì? Allora, no, nella nostra struttura no, perché comunque rientriamo con la struttura senza partita IVA, quindi non abbiamo utilizzato il bonus vacanza, anche se tanti ci chiedevano il bonus. Questo è stato poteva essere un incentivo, un qualcosa in più, no? Poteva mettere in circuito un po' di soldini e un po' di gente in giro per le nostre città, per le nostre coste, per le nostre montagne, no? No, ma infatti è stata sicuramente una buonissima iniziativa il fatto del bonus vacanze e tante strutture l'hanno comunque accettato da noi, alberghi e quant'altro. Comunque le ripeto, qui a Tropea, essendo comunque noi viviamo in un'isola felice perché tutto sommato gente ce n'è stata, purtroppo gli incassi sono stati un po' di meno e quindi è andata così. Vediamo a Catanzaro questa manifestazione che c'è stata ieri sera, alla quale hanno partecipato partite IVA, imprenditori, commercianti, cittadini, alcuni sindacalisti. Guardatela. In questo momento protestare, chiamare ciascuno alle proprie responsabilità non vuol dire mancare di rispetto a chi ha perso la vita, ma vuol dire principalmente invece al contrario onorare. Un lungo applauso apre la protesta davanti alla prefettura a Catanzaro. Cittadini, imprenditori e titolari di partite IVA hanno manifestato pacificamente contro le decisioni assunte dal governo per far fronte all'emergenza Covid. Un sit-in organizzato dal Comitato Salute, Lavoro e Libertà, oltre al Comitato Italia Libera. Il problema è che fanno passare la nostra categoria per quelli che vogliono a tutti i costi dire che il Covid non esiste o che non stiamo vivendo una situazione di allerta. Noi siamo coscienti che questo virus esiste, noi l'unica cosa che stiamo dicendo, visto che sono passati ormai 7 mesi, 8 mesi e sembra che la situazione addirittura a livello di conteggi vada a peggiorare, quella di metterci in condizioni di convivere con questo virus. Quindi se dobbiamo lavorare, che ci diano gli strumenti per poter lavorare. Un bar non può fare servizio solo da sport, una pizzeria non può lavorare come sembrerà da mercoledì soltanto con il domicilio, perché è umanamente impossibile. Oggi non ci sono, come ha detto chi mi ha preceduto, negazionisti, violenti, camorristi, come certa politica vorrebbe far credere. Oggi ci sono appunto i cittadini che non vogliono e le categorie che non vogliono sobbarcarsi il peso delle inefficienze di un paese. In piazza anche i rappresentanti del sindacato infermieri del Pugliese Ciaccio di Catanzaro che avvertono: attenzione, i posti stanno per terminare. L'ospedale sta veramente andando in crisi. Allora, abbiamo dei posti, quasi 30 posti, tutti occupati in malattie infettive, dobbiamo fare altri posti. Ma io voglio dire una cosa importante. Voglio dire che non è organizzata bene la situazione qua a Catanzaro, bisogna organizzarla ancora meglio. Io cerco di dare il mio contributo, perché da tanti anni che lavoro in ospedale e cerco di dare anche il mio contributo. Il contributo da dare è quello, si deve capire se il centro Covid è a Germaneto oppure al Pugliese Ciaccio. Non si possono due strutture cercare di inquinare due strutture. Allora cerchiamo di fare un pronto soccorso a Germaneto, un pronto soccorso Covid. Perché Germaneto è un ospedale fatto nuovo, quindi ci sono dei percorsi dove l'ammalato riesce a non inquinare gli altri reparti, mentre al Pugliese Ciaccio, che è del 70, non ci sono dei percorsi dove... Quindi siamo tutti a rischio, anche gli operatori sanitari. E non si deve, cioè gli operatori sanitari, se noi siamo tutti positivi, l'ospedale chiuderà. Mi date Zampino per favore? Eppure si possono organizzare viaggi in assoluta sicurezza, no? Mettendo in atto tutte quelle che sono le procedure necessarie per garantire i turisti e anche i residenti nei luoghi visitati da questi che scelgono la Calabria. Assolutamente si può fare. Il problema di base è questo qui. Il turismo si può fare perché le regole ci sono, i protocolli sono stati fatti e gliene dico una.
Il mercato croceristico, poi parliamo della Calabria, il mercato croceristico per esempio è ripartito in maniera sicura, con dei protocolli tutti definiti, ma le spiego, se adesso in questo momento, faccio un'idea, dal prossimo DPCM ci saranno le restrizioni regionali, anche quello scomparirà, quindi per noi sarà ancora una perdita maggiore. La gente ha bisogno che i media diano delle comunicazioni non diciamo di preoccupazione, cioè il virus, come dicevo, ho sentito prima l'indirizzo, il virus c'è, ci dobbiamo convivere, però non è nemmeno giusto fare questo diciamo terrorismo mediatico nei confronti del turismo, anche della croceristica o anche della possibilità di arrivare in Calabria a fare un weekend tranquillo in un centro benessere, nella montagna della Sila, di Camigliatello, sull'Aspromonte. Noi dobbiamo far sì che le persone abbiano sicurezza nel viaggio, che dobbiamo un attimo manifestare questo ottimismo, altrimenti il turismo, che è la leva primaria su queste notizie, crolla. Senta, ma i suoi associati li hanno ottenuti i 600 euro? Noi come Fiera Calabria abbiamo una sola idea in questo momento, collaborare con tutte le altre associazioni di categoria, Assoviaggi, Un'Industria Turismo, perché l'unione fa la forza. E noi però non dobbiamo rimanere nessuno indietro. Ci sono state delle partite IVA, delle aziende che hanno aperto nell'ultimo semestre 2019 e 2020. Questi signori non hanno nessun ristoro da parte dello Stato e da parte della Regione. Noi non dobbiamo rimanere indietro nessuno, quindi noi ci batteremo affinché agenzie di viaggio e tour operator aperti dal secondo semestre 2019 e il 2020 abbiano i loro aiuti. Noi questa è la nostra mission come Fiavet Calabria, è dare supporto e assistenza delle aziende che hanno sempre lavorato e pagato le tasse. Senta, Carone, come naturalmente ha dovuto rimodulare, no, l'offerta della sua azienda per renderla appetibile ai potenziali turisti, come ha diversificato, come ha trasformato la sua azienda e quali messaggi rassicuranti ha inserito nel pacchetto dell'offerta? Le camere vengono igienizzate più spesso rispetto agli altri anni con prodotti più specifici, ovviamente offrendo pure dei pacchetti, mettendoci come dire, in accordi con dei lidi, poi magari anche con i taxi, tipo nel senso ho un paio di amici che ho detto guarda io ti passo dei clienti e ho cercato di sensibilizzare e come dire, convincere di più le persone in questo modo, oltre ovviamente ad abbassare poco poco i prezzi. E quindi sì, ma prevalentemente la difficoltà più grossa è stata proprio nell'igienizzare le camere spesso e quindi facevamo proprio aspettare gli ospiti sull'uscio, magari quando arrivavano, dico aspettate che dobbiamo finire di igienizzare le camere. Beh, naturalmente questo ha un costo, no? Perché avete dovuto sostenere dei costi. Assolutamente sì, ma per questo abbiamo lavorato di meno. Poi voglio aprire una piccola parentesi. Io oltre ad avere il B&B sono pure un fotografo, cineoperatore e ho lo studio fotografico e le garantisco che se non avessi avuto il B&B con lo studio fotografico eravamo a zero, perché sui 50 matrimoni che facevamo gli altri anni, quest'anno sono stati sì, no, 15, 16. Perché poi hanno tutti quanti rimandati e hanno tutti rimandato la data del matrimonio all'anno prossimo. E lì si è lavorato veramente poco, quello è stato un settore veramente molto penalizzato. Leggo alcuni messaggi che arrivano alla nostra messaggistica, per esempio i governatori ci devono dire come si deve convivere con il Covid, continuando ognuno la propria attività con il rispetto delle regole, certamente con mascherina, distanziamento sociale, lavaggio delle mani. Diverso il discorso della scuola, essendo oggi un covo di contagi deve essere chiuso per un periodo limitato, questo ne parleremo nella seconda parte. Questa estate moltissime strutture, qui dice questo telespettatore, signor Carone, non hanno accettato il bonus vacanza nonostante fossero gestite da società iscritte con regolare partita IVA, ma questa era facoltà del titolare dell'azienda poter dire non li accetto. La Calabria
forse zona rossa, dice noi dobbiamo porci, perché se adesso il nuovo DPCM ci toglierà ancora l'aria che respiriamo in questa terra, che cosa dobbiamo fare, come dobbiamo sopravvivere. E qui dice il telespettatore che scrive, forse se avessimo avuto adesso la Presidente che non c'è più, purtroppo avrebbe assunto decisioni più forti, visibili, avrebbe protetto la Calabria e i calabresi. Questo è il messaggio. Senta Zampino, parliamo un po' della Germania, che dice? La Germania, quando si parla di Germania, nel nostro settore, la Germania gli ha dato una garanzia al settore agenzie di viaggio e turismo che fa paura. Secondo un comunicato della DRV di questi giorni, hanno coperto fino al 90% dei costi delle agenzie di viaggio e tour operator. E la cosa più strana è che hanno pagato anche le commissioni non incassate. Qui parliamo di un aiuto veramente concreto al settore. Se veramente abbiamo voglia di aiutare il settore agenzie di viaggio e turismo, assolutamente. Abbiamo avuto delle dotazioni, 25 milioni più 240 milioni e 400 milioni adesso, ma non siamo stati inseriti nel decreto ristoro, l'ultimo decreto ristoro. Cioè, perché la nostra categoria, che è ferma da marzo 2020, non viene inserita? Ci mancherebbe i 400 milioni che sono stati stanziati. Quando arriveranno, se non sono arrivati né 240 né 25, qua ci sono agenzie di viaggio da marzo che non incassano un euro. Cioè, la problematica è questa qui, e non avendo avuto aiuti, mi dite voi, le banche fino a che punto ci aiuteranno? Questa è la domanda. Non vi aiuteranno le banche? Non vi aiuteranno in questo periodo? Lei teme questo? Le spiego. Chi nel tempo ha lavorato sul rating, sul rating giusto, con le banche ha fatto una sorta di, ha trattato bene la propria moglie, perché la banca è come una moglie, diciamocela tutta, perché se non la tratti bene ti porta finito. Quindi se il rating l'abbiamo mantenuto in un certo modo, allora qualcosina riusciamo a spuntare. Se minimamente negli ultimi 2 anni abbiamo avuto una piccola problematica, ma io spero che non l'abbia nessuno dei miei colleghi, qui i soldi non vengono erogati, perché la garanzia statale molti istituti bancari non la prendono a considerazione. E questo è un altro fattore negativo. Senta, proprio in chiusura, è fiducioso o no? No. Si fermi qui perché poi torneremo naturalmente con lei a parlare nei prossimi giorni. Enzo Carone, lei è fiducioso? Ma guardi, io sono speranzoso. Anzitutto spero che si possa trovare un vaccino, possa esserci un vaccino per tagliare questa brutta situazione. Speriamo comunque che le cose cambiano e che il prossimo anno sarà diverso. Io non sono un politico, però un mio punto di vista, per quanto mi riguarda, è che comunque dobbiamo attenerci alle disposizioni, perché altrimenti qui non è che si tratta di guadagnare le 100 euro in più, ma si tratta di vivere, di sopravvivere, per cui io sono speranzoso. Se no ci rimettiamo alla salute, dice lei, poi infatti io penso più alla salute dei miei cari. È secondario. Io vi ringrazio per essere stati con noi, con voi torneremo nei prossimi giorni a parlare, vi auguro buon lavoro, teniamo duro, è un momento difficile, ma se stiamo uniti tutti insieme, se facciamo fronte comune, ce la possiamo fare. La pubblicità, poi parleremo di scuola e di altri argomenti, a tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta, abbiamo parlato di agenzie di viaggio, abbiamo parlato di B&B, quindi settori che vanno ad abbracciare l'offerta turistica di questa regione. Abbiamo ascoltato come ci sia una difficoltà proprio di mantenere
in vita, in piedi, pur facendo tanti sacrifici l'azienda, però loro continuano, vanno avanti, chiedono naturalmente che ci siano risposte concrete da parte del governo, non bastano gli annunci, perché gli annunci è da marzo che ascoltiamo annunci, però adesso bisogna trasformare questi messaggi tranquillizzanti in cose concrete, cioè il denaro deve arrivare alla cassa di chi opera, altrimenti diventa difficile. Adesso parliamo di altri argomenti. Iniziamo parlando di scuola con Fausto Certomà, che abbiamo adesso in collegamento, l'insegnante di educazione fisica dell'Istituto Mazzone di Roccella Ionica. Grazie per essere con noi. L'attività fisica è stata fortemente, no? Sconsigliata, tra virgolette, da questo DPCM, e questo è un gravissimo problema che vivono molti ragazzi abituati a fare sport, chi in palestra, chi atletica, chi al calcio, al basket, al volley, insomma non è bello. Ecco, come l'hanno recepita, ragazzi, questa limitazione, questo divieto di ritrovarsi insieme per vivere un'ora insieme ai loro coetanei, giocando a basket, a calcio, a calcetto, correndo, insomma, svolgendo l'attività fisica che è salutare, indispensabile per la psiche, per la testa e per il fisico. Ecco, va proprio a minare una loro certezza, cioè quello di fare sport per vivere insieme agli altri, per socializzare. Professore. Sì, la ringrazio della domanda, perché mi dà la possibilità di parlare di qualcosa a cui tengo particolarmente. Io penso che principalmente lo sport deve essere benessere. Quindi noi non parliamo, specialmente in questa fase che ci occupiamo di salute, non parliamo di sport competitivo, no? Noi parliamo di un'attività fisica, di un'attività motoria indispensabile per i giovani in particolare, per le cose che ha già detto lei, sul piano sociale. La relazione che si crea durante il gioco è fondamentale per la crescita dei ragazzi. Quindi questa mancanza, purtroppo, di questa mancanza pagheranno le conseguenze i giovani, ma pagherà le conseguenze la nostra società. Perché un giovane che non cresce facendo attività fisica, un giovane che non cresce relazionandosi con l'ambiente esterno, un giovane che non cresce in relazione con i suoi coetanei, perché è limitato in particolare in questo periodo da questa situazione, diciamo non cresce bene da tanti punti di vista. Quindi diciamo che quello che si sta facendo per cercare di tutelare la nostra salute, paradossalmente per certi aspetti potrebbe creare problemi anche più seri successivamente. Torno tra un attimo da lei, adesso saluto Adele Caputo che lavora a Mantova, è una calabrese, ha lasciato la Calabria un po' di tempo fa, lavora quindi in questo momento in un ambiente difficile, un'atmosfera pesante, perché la pandemia si fa sentire, i numeri del contagio sono alti e insomma rimpiange un po' la Calabria in questo periodo. Vabbè, che noi non è che siamo messi benissimo, insomma. È vero, aspetti purtroppo nuovo arrivo di un lockdown, purtroppo ci siamo ricalati di nuovo. Io sono partita un mese fa non credendo di trovarmi in questa situazione in cui non so quando potrò ritornare in Calabria, quando potrò farlo, i rischi che correrò. Quindi si sta lavorando in questo clima un po' di preoccupazioni, incertezze, dove però le preoccupazioni le lasciamo a casa per rassicurare i genitori che portano i loro bimbi a scuola e hanno diritto di socializzare, di fare una vita normale. I bambini sono l'esempio di oggi perché sanno già le norme di comportamento, si utilizzano le mani, vanno in classe, veramente dei bambini moderni. Però i casi ci sono anche da noi a scuola, non posso dire
chi, però è una situazione sì, un po' particolare, i focolai non sono all'interno delle scuole, per questo sono anche contraria alla chiusura, perché i focolai non sono nelle scuole ma all'aperitivo, delle 18, a cui non rinunciano, come ben vedo qui, non rinuncia nessuno. È da lì più che altro che c'è la diffusione di questo virus, perché a scuola noi manteniamo delle norme, rispettiamo delle norme per limitare il Covid. Abbiamo anche una referente Covid, cui ci rivolgiamo nel caso ci fosse qualche dubbio, qualche sospetto di Covid a rischio, quindi c'è molta attenzione nella scuola. Sospetto, che fate? Mandate tutta la classe in quarantena, si chiude, si sanifica e poi si riprende dopo? Certo, È così certo, che la sanificazione sono io proprio l'addetta anche a questo, in cui con una miscela di acqua e ossigeno sanifichiamo le aule con un vapore, infatti mettiamo anche delle mascherine FFP2 anche per proteggere le nostre vie respiratorie. Sanifichiamo i giochini dove i bambini giustamente mettono le manine, i bagni, le aule, ogni giorno, quasi in modo maniacale, una pulizia quasi, una sanificazione maniacale, ma che se porta ad un limite di questa diffusione, ben venga, insomma. Quindi questo voi fate. Saluto adesso Anna Maria Rend, rimanga con noi in linea Adele Caputo. Anna Maria Rend, che è direttrice Lega Tumori della Calabria, grazie per essere con noi. Grazie per l'invito e buonasera a tutti. Sono la presidente dell'ALT, Associazione Lotta Tumori, volontari ospedalieri e penitenziari. Ecco, diciamo, ho letto l'altro giorno che con questa maledetta pandemia le persone ammalate di tumore hanno sofferto il doppio, il triplo, stanno soffrendo il triplo, perché sono saltate qualcosa come, letto in Italia, 1.250.000 esami, qualcosa del genere, di persone che hanno bisogno di rivolgersi in ospedale. Ma come fanno? Oggi gli ospedali hanno difficoltà a prestare attenzione a chi ha patologie diverse dal Covid. Ma c'è una popolazione di persone che ha urgente bisogno di doversi sottoporre ad esami clinici. E come si fa? Quanti messaggi arrivano a lei, all'associazione? Quanta gente chiede per favore intervenite, fate qualcosa? Allora, per rispondere a questa domanda io faccio un distinguo tra il pre e il dopo lockdown. Prima noi, essendo in 3 reparti ospedalieri, radioterapia oncologica, terapia del dolore e pronto soccorso, eravamo in uno sportello di ascolto praticamente, e quindi facevamo anche servizio d'accoglienza. Oltre al servizio navetta, al reparto di radioterapia oncologica, cioè che andavamo a prendere i pazienti per 30-35 giorni alle stazioni dei treni e dei pullman, le accompagnavamo ai reparti, stavamo vicino. Questo nel periodo antecedente del lockdown. Ora, visto che ci sono state delle disposizioni non solo ospedaliere ma anche nazionali, che tutte le associazioni di volontariato ospedaliero non possono diciamo, accedere nei vari reparti appunto per le regole di contenimento anti-Covid, abbiamo dovuto ridimensionare. E come diceva lei, direttore, abbiamo ogni giorno
chiamate, cioè stiamo vicino ai pazienti e li ascoltiamo, che è molto importante l'ascolto, tramite decine e decine di chiamate che ci arrivano tramite il cellulare, tramite le chat, ma soprattutto anche sui social come Facebook. Di solito sono le informazioni sono anche logistiche dei pazienti che provengono da lontano e che devono fare delle terapie all'ospedale, appunto all'ospedale di Cosenza, nel territorio cosentino. Voi avete anche un punto d'ascolto, se la memoria non mi inganna, vicino a Cristo Re, quindi siamo nell'area di Via Popilia, no? Sì, allora lì abbiamo un punto di ascolto, lì siamo in un altro ambito, quello è l'ambito per l'emergenza alimentare. Sì, noi abbiamo un locale che praticamente facciamo distribuzione alimentare, ma anche ascoltiamo, diciamo, le varie esigenze che sono varie. In questo caso non solo nell'ambito sanitario, perché ci chiedono anche un po' della situazione sanitaria, ma anche per quanto riguarda anche un supporto morale. Ecco, stare vicino in questo periodo è molto importante. Ascoltare, diciamo, anche ascoltare anche stando in silenzio è una cosa molto, molto essenziale. L'associazione, le chiedo scusa un attimo, tra un attimo, l'associazione deve fare anche questo, l'associazione fa a 360 gradi, si mette a disposizione dell'utente che ha necessità di essere supportato, aiutato, incoraggiato. In una fase di lockdown immaginate se uno ha un'esigenza di dover ottemperare ad una analisi clinica per verificare se la malattia è regredita oppure no, insomma, come si fa? Diventa un'operazione impossibile. Se non ci fossero le associazioni di volontariato, se non ci fossero le persone che si prestano, che rinunciano al loro tempo libero per mettere a disposizione degli altri, davvero immaginate che società terribile se non ci fosse il volontariato. Quante cose sopperisce la volontà delle persone che donano agli altri il loro tempo, il loro ascolto, la loro dedizione, la loro voglia di migliorare questo mondo. Torniamo da Certomà, da Fausto Certomà. Da quanto tempo è che non vede i ragazzi correre insieme a lei, magari ad allenarsi, a sorridere, a scambiarsi gli abbracci, a testimoniare la gioia di stare insieme? Da quanto tempo è? Come le manca questa immagine? Allora, intanto davvero ci manca tantissimo, perché il rapporto con i ragazzi per noi è fondamentale. Io personalmente sono abituato a vivere, ho pensato di chiamarla così, empatia motoria, quella situazione, quella sensazione che tu hai di condividere anche l'aspetto fisico con i ragazzi, quindi a me personalmente manca davvero tantissimo. In realtà io vorrei fare un passo indietro, perché quest'anno già abbiamo iniziato in presenza, ma in realtà eravamo distanti, perché sia l'uso delle mascherine e l'organizzazione scolastica ci portava ad essere distanziati, no? Quindi eravamo comunque vicini, ma contemporaneamente tra di noi c'erano delle distanze da rispettare, e devo dire, su questo la scuola si è comportata benissimo, perché poi penso che ne parleremo. La scuola io ritengo che sia davvero un luogo sicuro, poi possiamo parlare di quello che invece è tutto il resto. Però io vorrei tornare indietro alla domanda che mi ha fatto lei, perché a me mancano sti ragazzi dall'ultima volta dall'anno scorso, cioè da quando realmente l'anno scorso siamo andati in lockdown.
E quest'anno, quando c'è stata la ripresa, noi insegnanti abbiamo notato quello che è successo ai ragazzi. I ragazzi non erano più quelli di prima, cioè quel periodo, quell'assenza di cultura, quell'assenza di confronto, quell'assenza di dialogo scolastico ha portato delle conseguenze enormi. Cioè noi abbiamo avuto ragazzi quest'anno all'inizio che erano spiazzati, non erano ovviamente i ragazzi di una volta. E quindi solamente un paio di mesi, ora non ricordo, 3 mesi, 4 mesi di chiusura delle scuole dell'anno scorso hanno creato una disaffezione al dialogo educativo e delle grandi difficoltà relazionali e anche di apprendimento. E allora io spero che nel continuare la trasmissione ne parleremo ancora. Pensare che adesso, all'inizio dell'anno, noi siamo già andati in didattica a distanza è davvero, io credo che è davvero un danno enorme alla cultura non dei ragazzi, della società, del nostro paese. Quindi chi fa le leggi deve riflettere su questo. Ovviamente fermo restando che capisco perfettamente la situazione sanitaria. Sono il primo a dire che bisogna, come dire, prendere tutte le precauzioni, ma cerchiamo di guardare oltre. Quello che succederà fra qualche anno se questi ragazzi perderanno, perché noi ci impegniamo, i ragazzi si impegnano a studiare, ma non è la stessa cosa. Poi le posso raccontare degli aneddoti di quello che succede. Tra un attimo me lo racconta. Adele Caputo, la scuola è davvero un luogo sicuro, come dice Fausto Certomà? Noi adottiamo tutte le norme, tutto l'iter affinché non ci sia proprio fuori dalla porta il virus, perché chi per esempio ha la temperatura uguale o superiore a 37 non entra proprio a scuola, nemmeno il tecnico di laboratorio non entra a scuola, quindi viene ordinato, nel caso ci fosse un caso, purtroppo è avvenuto pure da noi, stanno facendo la quarantena sia la maestra che tutta la sezione. Purtroppo per il momento è così, stiamo aspettando i bambini che rientreranno a breve dopo aver fatto il tampone. Ovviamente speriamo bene, anche per noi. Ma lei la chiuderebbe la scuola? La scuola? No, perché il focolaio, come anticipavo prima, il focolaio non è all'interno della scuola, però nel caso delle medie o liceo preferirei una didattica a distanza per una tutela, però magari i bimbi dell'infanzia o le elementari hanno diritto un po' di socializzare, però sempre con tutte le norme lì da seguire di prassi, insomma. Bene, noi ci dobbiamo fermare un attimo, pochi istanti di pubblicità, torniamo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Torniamo in diretta. Mi date per cortesia Anna Maria Rende, per favore? Collegatevi un attimo. Ecco. Allora, adesso in questa fase, dopo questi mesi di tregua che abbiamo avuto dal virus, dal contagio, perché un po' ha allentato la presa, le cose sono tornate, non dico alla normalità, ma un pizzico sono migliorate per quanto riguarda le persone che hanno contratto il tumore e che hanno necessità di tenere sotto osservazione il male? Allora, un po' le cose sono cambiate, diciamo, e anche migliorate, perché adesso è attenzionata questa problematica, anche se siamo nel periodo di emergenza
d'emergenza sanitaria, ma anche per quanto riguarda le malattie oncologiche, ripeto, c'è più attenzione. Io, ritornando alla domanda che mi avevate fatto prima, è molto importante il contatto anche con i parenti dei pazienti, perché noi quotidianamente ci troviamo con familiari che si trovano disorientati, non solo diciamo, perché la malattia un po' porta un cambiamento negativo in una famiglia, ma disorientati per via un po' della situazione generale. Quindi ci chiedono, quasi vogliono essere guidati, come si devono comportare, a chi si devono rivolgere. E come dicevo prima, noi non essendo in presenza, tramite appunto un po' tutti i mezzi di comunicazione che abbiamo a disposizione, seguiamo giornalmente un po' tutti i familiari che si rivolgono a noi. La situazione è migliorata perché praticamente adesso ci sono insomma notizie di questi giorni che è stato ampliato per quanto riguarda l'ospedale di Cosenza, ci sono più operatori sanitari, quindi un po' in tutti i reparti. C'è stato un periodo che magari le malattie oncologiche erano, tra virgolette, trascurate, ma sempre seguite rispetto magari rispetto all'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, quindi per esempio al reparto delle terapie intensive, al reparto delle malattie infettive, diciamo, lì c'era più pressione anche a livello mediatico, non solo come a livello sanitario e tutto il resto. Bene, un attimo solo, torno da lei subito. Leggo solo una nota che è arrivata dal nostro telespettatore che dice: la Calabria va aiutata, chiudendola ormai non abbiamo alternative, ma veramente si crede che i calabresi abbiano rispetto per le regole del distanziamento, prevenzione eccetera, ma soltanto io litigo ogni giorno con qualcuno perché entra ad esempio al bar e ancora prima di sorseggiare il caffè toglie la mascherina e conversa con baristi avventori come se nulla fosse, o ancora solo io sono a conoscenza che in barba alle disposizioni ministeriali ci sono mamme che malgrado i figlioli a scuola con i sintomi classici del Covid e a più riprese vengono redarguiti dai dirigenti, fanno entrare i loro figli pur in presenza di delle resistenze poste dai dirigenti, per non parlare della leggerezza con cui taluni nostri medici vivono in ospedale, dove talune positività sono dovute proprio all'abitudine di fare capannelli, di non usare correttamente mascherine, dispositivi di sicurezza. Per noi calabresi ci vuole o la chiusura totale o un meteorite. Vabbè, questo era l'intervento del nostro telespettatore. Adele Caputo, quando un bambino ha la febbre o i genitori hanno la febbre, come si comportano a Mantova? Come si comporta? Come si comportano? Allora, all'interno della scuola innanzitutto se già alla porta quando ci accompagnano i figli e la temperatura è pari a 37, anche un po' in meno, insomma il bambino non entra proprio a scuola. Se invece avviene durante anche diciamo, la giornata, bisogna subito contattare la referente Covid, dove lei si assicura che sia un caso di Covid, comunque si segue tutta la prassi, si contattano i genitori e poi se fosse un caso Covid si arriva all'ATS, l'azienda territoriale sanitaria, e come si seguirà tutto questo iter. Diciamo, scuola speriamo che andrà tutto bene perché stiamo facendo del nostro meglio per il contenimento del virus. No, ma se un bambino ha la febbre i genitori la mandano a scuola, no? No. O è capitato?
magari durante la giornata il bambino non si sente bene anche magari dopo. Questo purtroppo non possiamo insomma, essere onnipotenti. Insomma. È capitato magari che un bambino con la febbre i genitori l'abbiano mandato in classe con gli altri coetanei o no? Non è capitato lì? No, però magari durante la giornata può capitare che un bambino non si senta bene, infatti poverino un bambino si è anche molto suggestionato, e ha avuto paura pensando avesse il Covid, perché purtroppo ormai la testa va lì a tutti quanti, invece non c'entrava niente il Covid, era giusto un piccolo malessere, giustamente, che può capitare. Quindi, grazie. Fausto Certomà ha promesso di raccontarci un aneddoto, ce lo racconta uno che è emblematico, uno che ci restituisce questo clima di grande incertezza, ma anche di angoscia nel non poter fare ciò che amiamo fare, per esempio. Sì, partirei prima dall'angoscia, se lei mi consente, perché quello che ho sentito prima in relazione a genitori che mandano i figli a scuola, anche se hanno la febbre, sinceramente mi sembra una cosa molto strana, anche perché le scuole, come diceva prima la collega, hanno una serie di accorgimenti per misurare la febbre e quant'altro, quindi non dobbiamo pensare che veramente che noi calabresi siamo così superficiali nelle cose. Però il problema da affrontare seriamente da un punto di vista culturale è questo. Allora, la scuola è il luogo dell'uguaglianza, cioè la scuola abbatte tutte le disuguaglianze. Nel momento in cui si è dentro la classe, il figlio della persona ricca, il figlio della persona povera, per noi insegnanti è uguale. Ok? Cosa cambia invece? Cambia quando poi tornano a casa. Ovviamente le differenze sociali ci sono. Che cosa succede con la DAD, con la didattica a distanza? Che la didattica a distanza purtroppo accentua le differenze sociali, perché gli strumenti che dobbiamo adottare sono strumenti di tipo tecnologico. Allora io vi assicuro che non è così facile come ci vogliono far credere insegnare a distanza attraverso la tecnologia, perché in particolare dalle nostre parti la tecnologia non esiste, o comunque non esiste ai livelli che viene detta, no? Quindi noi ci troviamo zone dove non c'è collegamento internet, oppure c'è ma va e viene, oppure ci troviamo famiglie che hanno la mamma che c'ha il telefonino, un telefonino con pochi giga, e con quel telefonino deve soddisfare l'uso scolastico magari di 3 figli. Cioè, vogliamo scherzare? Quindi le differenze sociali vengono accentuate, e questa è una cosa molto grave su un piano sociale, perché la scuola, come ho detto prima, deve essere il luogo dell'uguaglianza. Ogni ragazzo ha diritto alle stesse informazioni, allo stesso modo deve avere le stesse indicazioni che ha il ragazzo povero e il ragazzo ricco, uguale. Quindi questo oggi non avviene, perché il ragazzo che sta bene economicamente avrà una connessione velocissima, avrà il computer di ultima generazione e avrà il suo computer, la sua stanzetta e tutto il resto. I ragazzi che vivono dei disagi sociali si ritrovano 3-4 in una stanza e hanno grandissime difficoltà a seguire le lezioni. Quindi questo bisogna anche dirlo. E se noi andiamo avanti così, purtroppo consegneremo anche questa parte negativa della società al futuro, perché creare noi a scuola delle differenze sociali, involontariamente ovviamente, non è una cosa positiva. Bene, Adele Caputo, lì problemi di connessione non ce ne sono, no? La didattica a distanza si può fare tranquillamente. Nella mia zona. Noi qui in Calabria un po' di problemi li abbiamo, ha ragione Fausto Certomà.
Sì, sì, ci sono. Qui comunque la scuola in cui sono io è una frazione Gozzolina. Infatti non c'è una buona connessione. Ora sono io che mi sono spostata alla sede principale per fare la diretta, altrimenti da Gozzolina non ci sarebbe stato molto campo. Quindi siete messi male pure voi, insomma, no? Non siamo noi gli unici a dover lamentare questa problematica. Sì. Però, insomma, da voi non si pone, perché la didattica a distanza, insomma, la limitate al massimo, anche se vivete una zona che, come la nostra, probabilmente, ai noi purtroppo, diventerà, c'è una zona ad alto rischio, una regione ad alto rischio, Lombardia, Piemonte e, ai noi, lo ripeto, anche la Calabria, dovremmo sorbirci un altro periodo di limitazioni e di sofferenze. Sì. È pesante, da voi è veramente una cosa pesantissima, anche perché molti contagi avvengono sui mezzi pubblici, no? La gente per andare a lavorare utilizza il bus, utilizza le metropolitane, è sempre pieno di gente. Qui da noi queste cose non le abbiamo, però il contagio purtroppo cresce anche da noi. Lei ha paura di andare a lavorare? Io? Sì. Io? Lei ha paura? No, non ci penso alla paura perché sono concentrata al lavoro che devo fare, a tutto l'iter comunque del lavoro dalla mattina all'accoglienza, alla sorveglianza, perché l'ATA è una figura che è stata sempre sminuita. Ma voi non fate niente, magari il collaboratore, noi facciamo tutto, siamo quasi alla pari di un insegnante, soltanto che non insegniamo, però siamo sempre spalle a spalla con il docente, siamo lì all'accoglienza, alla vigilanza, alla sanificazione, quindi alla paura non ci penso proprio, perché sono troppo impegnata in questa responsabilità che ho di questo lavoro, che finalmente mi è arrivato, dopo anni. Ecco, vorrebbe ritornare in Calabria? In Calabria? Sì, vorrebbe ritornare? Lavoro sì, se c'è lavoro sì. Se c'è lavoro sì. Grazie Adele Caputo. Anna Maria Rende, siamo in chiusura, le faccio una battuta per andare a completare l'attività che voi fate. Voi siete a disposizione tutti i giorni, 365 giorni all'anno, per chi dovesse avere bisogno, necessità di contattarvi? Noi ci siamo, come ho detto prima, 365 giorni all'anno, ma non solo nell'ambito sanitario, anche nell'ambito alimentare, come stiamo facendo. Per esempio, oggi abbiamo fatto la nostra consueta distribuzione alimentare settimanale. Vi posso dire che ci sono file e file di persone che hanno perso il lavoro e che fanno parte dell'area delle nuove povertà. Io la chiamo pandemia sociale, questa della povertà che sta condizionando un po' le nostre vite, persone che non hanno neanche il coraggio di chiedere e che si avvicinano a noi, io lo dico con commozione, si avvicinano a noi insomma per chiedere e noi diciamo lo accogliamo, scherziamo e poi dopo cerchiamo di sopperire alle loro esigenze. Tra l'altro colgo l'occasione per dire che abbiamo aperto anche il filone del vestiario. Tutto questo dove? Tutto questo dove? Tutto questo diciamo al locale adiacente alla parrocchia del Cristo Re che ci è stata data da Don Massimo. Ogni giorno c'è la distribuzione o solo in alcuni giorni della settimana? Solo alcuni giorni della settimana, ogni martedì e sabato. Abbiamo iniziato questo sabato. Allora, dalle 11 alle 12. Quindi noi aspettiamo, ripeto, ci sono delle file di bisognosi, noi siamo anche un gruppo che rispettiamo, diciamo, tutte le regole sociali. Va bene,
Grazie Anna Maria. Uniti si vince. Voglio concludere dicendo che ci dobbiamo unire tutte le forze e il nostro motto è appunto uniti si vince. Grazie. Bene, grazie a voi per quello che fate. Fausto Certomà da Roccella Ionica, ti leggo un messaggio che è arrivato adesso e così risponde. Nelle scuole è difficile che i ragazzini riescano a rispettare le regole del distanziamento sociale e indossare le mascherine. Anche gli insegnanti non riescono a tenere la mascherina. Pertanto, in questo periodo in cui i contagi sono aumentati, sarebbe opportuno chiudere per un periodo limitato. Che dice? Chi ha parlato non credo che sia un operatore scolastico, non credo che sia una persona che frequenta le scuole. Se poi mi parla dei bambini piccoli, un altro discorso, che tra l'altro i bambini piccoli per loro non c'è questo divieto. Quindi le scuole medie, le scuole superiori, questo qua non avviene, quello che dice lei. Io vorrei però invece soffermare un attimo sui trasporti, che sarebbe quello sì il problema serio, perché se i trasporti rimangono quelli che sono, potete stare tranquilli che i contagi aumenteranno a prescindere, anche perché i nostri ragazzi non sappiamo cosa fanno nel momento in cui sono collegati con noi, perché sembra tutto così facile, ma quando un ragazzo mi dice professore io ho perso la connessione e scompare dalla circolazione per un giorno, 2 giorni, io non so dove va e non posso nemmeno pensare che lui stia imbrogliando. Io non so se i ragazzi si mettono insieme e guardano con il telefonino la lezione tutti quanti insieme e scherzano e quindi non operano il distanziamento, cose che invece che avveniva a scuola. Quindi ridurre le cose così in modo semplicistico non va bene. Il problema è molto serio e grave. Se non ci si occupa dei trasporti, allora effettivamente il problema della scuola esiste, ma se si vuole pensare a un paese che deve andare avanti e la cultura è quello che fa andare avanti, bisogna investire sui trasporti. Avevamo tutto il tempo, non è una polemica la mia, però avevamo tutto il tempo, invece di parlare di altro si doveva investire sui trasporti, che è l'unico problema serio per quanto riguarda i ragazzi, perché a scuola i ragazzi sono super controllati. Grazie perché ci ha raccontato la sua esperienza, è stato molto interessante ascoltarlo e poi mi piace sottolineare questa voglia, questa determinazione che ha trasferito attraverso i messaggi che ha inoculato in questa trasmissione. Grazie veramente a Fausto Certomà, buon lavoro, grazie ad Adele Caputo, grazie a Anna Maria Rende. E io ringrazio Vincenza Gallo che ha messo insieme tutte queste esperienze che abbiamo condensato in questa quasi 2 ore di trasmissione. Domani torna dopo il TG, domani però si occuperà dei lavoratori dello spettacolo, anche loro sono in un momento di gravissima crisi e di grandissime difficoltà. Siamo qui a raccontarvi sempre la nostra realtà, quella che viviamo quotidianamente, quella calabrese. Arrivederci. Chissà terra brucia come un sole ad agosto, la mi fare diventare niente fumo e tutto arrosto. E quando guardo il cielo, è il cielo più bello che c'è, che quando ti risbigli dici è me. Ci su posti che su pugni, altri posti su carezze, certe volte su mugugni, altri volte su bellezze. Dico che terra mia con una virgola si cangiasse, per ciacchini ci ha messo punto con una gomma ci passasse, ero cancellassa. Chissà terra nostra balla tarantella, usa piglia chitarra e suona calavicella. Chissà terra nostra fa l'amore con mare,
si stennare a spiaggia e s'asciuttare il sole. Chissà terra nostra è verde come speranza, quanta gente ti sparra e poi ci viene a vacanza. Chissà terra nostra è sostanza e cultura, chissà terra nostra è senza paura. Telegiornale parla, tante volte cose brutte, di una terra abbandonata e di anime distrutte. Eppure c'è gente buona che combatte per ti fa sta meglio, che son chiova almeno giorna e ti dice io ti dugno e non ti pigli. Chissà terra nostra balla tarantella, si piglia chitarra e suona calavesella. Chissà terra nostra fa l'amore con mare, si stennare a spiaggia e s'asciuttare il sole. Chissà terra nostra è verde come speranza, quanta gente ne sparra e poi ci viene a vacanza. Chissà terra nostra è sostanza e cultura, chissà terra nostra è senza paura. Sera in su di pini, a ciopè a tifo bagno, scendi sotto i bronzi, saglie e vidi l'arco magno, a Ruionio le castella, un vale a 1000 cartoline, chissà terre petali rosa e nessuno ci voglio e spine, ci voglio e spine. Balla tarantella, si piglia chitarra e suona calavesella. Chissà terra nostra fa l'amore con mare, si stennare a spiaggia e s'asciuttare il sole. Chissà terra nostra è verde come speranza, quanta gente ne sparra e poi ci viene in vacanza. E quando guardo il cielo è il più bello che c'è, ma quando ti risvegli dici è me.